benvenuti. Mercoledì 8 luglio, per tanti la vita è trascorsa normalmente, non è successo nulla, per altri invece la vita è cambiata, da così a così. Un uragano, anzi per qualcuno era un venticello, poi è diventato una trombina d'aria, poi una tromba d'aria importante, in verità era un tornado forza 4 che ha devastato per 7 km di lunghezza e 500 metri più di 500 abitazioni tra Mira, Cazzago, Di Pianiga e anche Dolo, facendosi fuori, mangiandosi una villa Fini, una villa del 600 che adesso non esiste più e noi veneti vogliamo ricostruirla perché fa parte della nostra storia. Io farei un applauso subito a coloro i quali dopo 2 minuti erano lì con le mani nel fango a spostare le pietre, a scavare per ricostruire tutto quanto. E noi oggi siamo qua in definitiva per fare la stessa cosa, solo che lo facciamo da un palco, lo facciamo sorridendo con i comici che hanno partecipato a questa iniziativa percependo 0 euro. Un applauso a tutti quanti voi, grazie per essere qua, così mi piace! Ecco Mecciano di Dollywood, eccolo qua! Buonasera! No, il tornado è passato davanti a casa nostra, davanti alla sede d'Hollywood, non ci ha fatto niente, in giardino abbiamo solo boete, fatture, non abbiamo skate. Giuliana Lucca, Canale Italia! Che sarebbe arrivata tutta questa gente, io non ci credevo. Per Mira l'assessore Orietta Vanin, grazie. Il vice sindaco di Pianiga Federico Calzavara, Federico ciao, benvenuto. Il sindaco di Salzano Alessandro Quaresimin, grazie, il microfono a lei Federico, ecco qua. E l'assessore, no, il consigliere regionale Roberto Marcato, grazie, eccolo qua, farei un applauso a capo delle istituzioni regionali. Intanto vi voglio portare il saluto del presidente Luca Zaia, che ha voluto essere da subito vicino alle popolazioni colpite da questo tornado. Perdonate le parole emozionate, io non vi vedo tutti, ma vi sento forte e vi ringrazio di essere qui, perché sono stati momenti tragici. Voglio Igor Rabazza e Linda Collini! Il vostro attaccamento alla vostra terra, l'affetto che avete per le vostre radici, e stasera l'avete dimostrato anche a me che vengo da fuori, quindi grazie. Mi avete dato veramente una gran bella lezione della serie poche ciacoe ma di fatti. Il massimo è la lumaca. La lumaca in Giappone si chiama katatsumuri, per il Veneto catare e trovare dove la trovi la lumaca, la katatsumuri. Veneto forever, ma forever lo dico sempre. E poi adesso con tutti sti computer, Giusy sei sposata, e per cosa credito che fa ridere, fanno piangere. Ma scherziamo, una volta un bigliettino d'amore, incastrai in mezzo i fiori nella letterina, te trovavi, adesso basta, e te manda un SMS della serie Se me la sento. È una cosa bellissima quella che sto vedendo, siete ovunque e siete fantastici e soprattutto siete belli carichi e avete ascoltato il nostro appello, siete venuti a darci una mano, grazie, siete venuti a darci una mano, grazie. Chiamare sul palco Fabio Vianello E anche gli Svalvolati Team. Allora Fabio Vianello, con gli abbracci che cosa fai? Ciao, domenica facciamo una bella giornata di abbracci a Dolo. Loro hanno deciso di regalare alla serata naturalmente, regalare alle popolazioni colpite il loro fondo cassa. Grazie, un applauso a loro. Sempre suo nonno. No, Mesio gliela portava a geometria. Una famiglia di filosofi la sua. Che non te la conosciuto Mesia? Maria? Chi? A Regina dalla via. No, per favore, guarda. Maria l'economica. Lasci stare, guarda. Maria economica, se qualcuno siete Treviso la conosce, dai. Se ha più di 45. Ha fatto 45 anni sulla rotonda. Clari, lasci stare. Ti anche in titolo a strada. Abbassi anche il braccio che è il put. Pergino Fofano, grazie intanto perché al mio richiamo Avis regionale ha risposto subito, quindi non so come dire, grazie mille. Ma la nostra è una storia che ormai è datata da qualche anno, Riso fa buon sangue con Avis regionale, con Avis regionale, ma con tutte le nostre Avis provinciali e tante Avis comunali.
facciamo insieme, animiamo serate e proponiamo ovviamente il valore del dono. Per fortuna a metà gara mi ha sorpassato, io dietro di lui, sempre in scia. Mamma che gara di merda, Comunque c'è incomprensione, perché mia moglie le ho detto settimana scorsa: ciao cara, esco, vado a fare 4 passi. Alla sera non mi vede arrivare, neanche la sera dopo, neanche 3 sere dopo. Mi ha mandato CSI, Chi l'ha visto, il RIS di Parma, Maria De Filippi mi ha mandato, Mancia Pa. Ho detto: ma cara, ti ho detto che andò a fare 4 passi. Ho fatto il Pordoi, lo Spluga, lo Fazzarego, questa qua. Comunque allora io sono il vostro esperto informatico. Ma stai calmo, tranquillo, so che c'è un sacco di... stai No, tranquillo. e questa sera volevo darvi alcuni consigli. Allora, il primo consiglio che volevo darvi era questo. Aiuto io, no, aiuto voi. Scusate, ero andato in modalità stand-by. Buonasera, Maria cosa? Maria cosa? Stiamo facendo uno spettacolo, cosa disturba? Sono Gino Buighin, in arte Gino faccio il fagname solo il 41. Avevo visto per caso una moglie Maria in giro? Avete visto Maria per caso? Siamo sicuri? Siamo sicuri? Perché mica si sente, cioè. È alta 1,15 m per lungo. 1,15 m per lungo, sento sordo che sente ora di notte che senti. Adesso qua attacca. Assecciamo Maria perché è come la droga, prima volta sei buono, non la potrà fare mai. Luca, vieni qua. No, non mi avvicino. Avevo detto a Barry 1,60, 1,65 al massimo. Mi hanno dato Monica che è 1,85, adesso ditemi se non faccio la chiesa col campanile. Non avevo mai visto gli artigiani muoversi come sono mossi dal giorno dopo. Molti hanno lasciato il posto di lavoro, sono andati imprese edili, autotrasportatori a dare una mano. Ruggero, ma i veneti che tirano sulle maniche, altri popoli, altre regioni non sono come noi. Sono andato a Genova e sai che sono già, un mio amico prende il Viagra così a Genova, guardate signori. Alla quarta leccata, perché una pillola costa 60 euro e molti di voi lo sanno, Ruggero, hai fatto così, cazzo, l'ho fatti fuori a flaconi io. Un applauso a Ruggero, sto scherzando con tutti voi. Siamo stati fortunati noi. Stavate tutti bene? E stavamo tutti bene, la mia famiglia stava bene, alla mia casa non è successo praticamente nulla. Vabbè. Vogliamo ricordare queste popolazioni, io adesso mi sento di citarle. Cazzago di Pianiga, un bel applauso! Io direi Mira. Ambruson di Dolo! Perché le TV nazionali ci hanno un pochino abbandonato e noi da questa piazza vorremmo dirlo un'altra volta, perché se succede qualcosa a Roma, hai voglia! Succede qui un disastro che devo dire anche noi giornalisti che io sono vecchia, poi ne ho viste veramente di tutti i colori. Sì, ecco, confermo, me le ha raccontate lei. Una cosa così veramente non si era mai vista. Come dicevamo prima, noi abbiamo raccolto fondi grazie intanto a uno sponsor che vuol dire ci ha dato l'acqua, perché senza del quale veramente che è sempre molto generoso, che l'acqua. Grazie allo sponsor dell'acqua, stasera morivamo minerale San Benedetto di Scorzè che ci ha dato molto. Principe Cacca, capisco che mi ha riconosciuto, si toglie il casco, vedo gli occhietti che brillano, si avvicina, non ci stava più nella pelle, mi guarda e fa no. Ma tu sei quello di Colorado, ma io ti ho visto, sei quello, ma tu sei il re merda, il re merda, non mi era mai successo in vita mia. Fate anche l'applauso. No, volevo solamente dire questo, io ho i brividi a stare qui sopra un po' perché vedo tutta questa gente ed è incredibile, poi perché
io sono nato a Dolo, ho i miei fratelli che abitano a San Bruson, ho mio zio che abita a Cazzago di Pianiga, quindi sono stati più o meno tutti coinvolti e sono stati partecipi anche alla ripartita di questo disastro. Quindi è un modo per far sentire anche la loro voce e ringraziarvi di tutto questo. Nel giro di 24 ore si è creato un gruppo in Facebook, ed ecco anche il potere positivo dei social network. Un gruppo in Facebook che vanta 9.000 iscritti e che tuttora, ancora adesso se andate a vederlo, probabilmente c'è qualcuno che sta dicendo domani c'è bisogno di questo, di quell'altro, di portare cibo, di portare... E questo è quello che vogliamo Quindi, fare. allora, ricordiamo come si chiama il gruppo su Facebook. Sì, adesso il gruppo su Facebook è Emergenza Tornado Cazzago Mirano Dolo. Perfetto. Come mai che ti ha chiuso? Ma per forza, sono andato a farmi vedere dal coso, dal colista. Quello del vino? No, questo è il nome, quello di oggi. E lo c'ho. Lo c'ho. E mia che sono presbiteriana dall'occhio destro. Peraltro. E lesbica da quel sinistro. Proprio come mia cugina Carmea. Ah, de bon. Sì, cara. E è presbiteriana. No, lei è lesbica. Ah, lesbica, tesoro. Stava da Dio, è andata in letto una sera, ha detto il fatto, la mattina dopo si è cattata lesbica su quel destro. Maria Signore. Ah, tu mai provato l'orgasmo? Ah, no, stila, tesoro, no, mi meccate bin qua varichina? So che avete fatto tanti applausi, insomma la serata è stata lunga, però un applauso, credetemi, alle 2 del pomeriggio stare qua e montare tutto, c'è un caldo terribile, al service audio luci un grande applauso. Guardate che di solito, ve lo dico perché è un po' di anni che organizzo, i service per queste cose vengono pagati, sempre, di default, loro sono venuti gratis. Ciao a tutti, un grazie per essere qua. Salzano non ha mai visto così tanta gente, siete grandi. Di la radio, tac. Ciao ragazzi, io sono Gianluca. Sentite che energia che c'è qui, sentitela, sentitela. L'energia, siete voi. E questo è Daniele. E pregavo così. Dai. Torna a casa mamma, torna, vieni qua. Ci sentiamo soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, a noi manchi Avete visto però che quando balla perde tutta la sua timidezza? Avete fatto caso? No, speriamo di no. No, non ci avete fatto caso? Prima è timido, però se balla, tac, È gli passata parte... inosservata questa cosa. Un'altra ancora, dai, subito! Nossa, ma se você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Bella, bellissima! Secondo me un'altra ci sta ancora, vero? Vai, un'altra ancora, vai! Dai, su, anche là in fondo! Su! Ancora, dai, più forte, su! Anche là! A me spetta ovviamente quello di ringraziare sicuramente Enrico e Paolo che hanno avuto l'idea fantastica all'inizio, che noi e tu, sì, tutti quelli che adesso magari non riesco a ringraziare, grandi, perché questa cosa è nata proprio così, dalla volontà, dallo spirito di voler ovviamente aiutare qualcuno. Vi racconto un piccolo aneddoto. Non andate via voi là in fondo, chiudi il ponte. Chiudi le porte e soprattutto non è finita qui il donare, anche No. nel rientro. Prima mi hanno detto siediti, ero già seduto, stai fermo, devi essere
vero o no, Sindaco? Non mi dire, Mi hanno detto stai fermo e mi danno un foglio. Io ho pensato, mi hanno fatto la multa, ero già pronto a dirti vaffanvin, te e Salzano, e invece no, mi hanno dato la cifra che abbiamo raccolto fino alle 23:30. Non ci credo, non ci credo. 68.605 euro. E mancano ancora dei soldi, io mi inginocchio a tanta bravura, a tanta grandiosità, siete stati una meraviglia. Noi veneti siamo presi in giro per questa nostra cadenza cantilenante, per questi nostri difetti, in tutta Italia ci prendono in giro per sta roba. Purtroppo però, troppe volte, signori, siamo identificati come un gruppo di imbriagoni. Oppure, nell'immaginario popolare, la servetta della commedia goldoniana. Sì, signor Paron, comandi, signor Paron. Signori, bisogna ricordare che questi imbriagoni e queste servette sono da anni la locomotiva economica dell'Italia. Bisogna ricordare che questi imbriagoni e queste servette hanno creato aziende all'avanguardia in tutto il mondo. Bisogna ricordare che questi imbriagoni e queste servette, quando succede qualcosa di grave, come è successo, non stanno lì a piangere, no! Se tira su e maneghete, se dà da far! Bisogna ricordare che questi imbriagoni e queste servette sono qua in piazza a darci una mano, uno con l'altro! Questi imbriagoni e queste servette, signori, siamo noi veneti, e di questo bisogna sempre ricordare di essere orgogliosi!